Un buongiorno subito ai nostri ospiti, un buongiorno Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d'Italia, buongiorno. A lei, buongiorno a tutti i telespettatori. E un buongiorno alla consigliera regionale Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie per l'invito, saluto chi ci segue da casa e l'onorevole Loperfido presente in studio. Allora, come sempre il coinvolgimento parte dai principali titoli della giornata e ovviamente non posso che coinvolgervi subito sull'evento ieri a Fiumicello, sul caso Regeni, con anche le parole, come vediamo, riportate in questo caso dal Messaggero Veneto su Giulio, ferita aperta. Allora andiamo di nuovo assieme subito nella doppia pagina. L'assassinio di Giulio Regeni, una ferita aperta per l'Italia, il messaggio del capo dello Stato inviato al sindaco di Fiumicello e ai genitori, letto da PIF sul palco, il flash mob per ricordare i depistaggi, la lentezza della giustizia e la necessità di agire per la verità. Ci sono le parole anche, abbiamo visto, della madre di Giulio, Paola De Fendi, che ha detto che ha un biglietto per l'Egitto, spero che lo stracci. E il Papa Claudio, domani dovremo riprendere la nostra lotta e il cammino. La segretaria del Partito Democratico, Schlein, ha attaccato il governo e l'Unione Europea per le relazioni cordiali con il Cairo. Allora, proprio da questo riparto, coinvolgendo per primo lei, deputato Loperfido. Insomma, 10 anni sono passati. 10 anni sono passati. È sicuramente una tragedia per la famiglia e una ferita aperta per la nostra nazione, perché vedere un giovane ricercatore che, come tanti giovani, vanno all'estero per fare esperienza, si applicano, si impegnano molto, vengono apprezzati e poi incappano in queste brutte storie che sono sicuramente più grandi della semplice volontà di fare un'esperienza di studio, un'esperienza di lavoro, ed entrano in questioni sicuramente molto complesse. Il Presidente Mattarella ha detto bene, per l'Italia è ancora una ferita aperta, però bisogna dire anche che dal 2016 ad oggi l'Italia ha sempre fatto l'Italia, ha sempre cercato la verità, ha compiuto tutti gli atti possibili per cercare di chiedere all'Egitto di cooperare, collaborare per fornire le informazioni. Quando non l'ha fatto, l'Italia ha anche richiamato l'ambasciatore italiano in Egitto, dimostrando che per noi certi principi sono importanti. Rispetto alle dichiarazioni dell'onorevole Schlein, credo che basti ricordare che fino a prima del governo Meloni il Partito Democratico era al governo e avevano le stesse relazioni che oggi il governo Meloni ha con l'Egitto, quindi non si può chiedere di cambiare la qualità delle relazioni con un paese vicino come l'Egitto soltanto a seconda del fatto che si è al governo o all'opposizione. La Schlein ha detto purtroppo non è stata una battaglia di tutti, forse l'amarezza più grande, ha affermato, è quella che questa battaglia doveva essere una battaglia di tutte e di tutti, di tutte le istituzioni, di tutta la politica, di tutta l'Unione Europea. Ma io credo che siano parole molto facili da parte di chi si sta costringendo ad essere all'opposizione. L'Egitto è indubbiamente un paese importante, tenete conto che è uno sui quali si può poggiare la fiducia per il futuro, un futuro di stabilità nel Medio Oriente. E quindi per quanto possa essere un dramma assoluto e il governo italiano, le istituzioni italiane stanno facendo di tutto per arrivare ad una verità o quantomeno per arrivare a condannare i responsabili, dall'altro lato non possiamo non tenere conto del fatto che ci sono situazioni internazionali che necessitano di un dialogo con dei paesi che sono comunque degli interlocutori. Consigliera Capozzi. Ma io voglio ripartire proprio da quella che è la dichiarazione del Presidente Mattarella, ovvero che questa costituisce ancora appunto una ferita aperta per il nostro territorio, una ferita mai ricucita. Ci siamo trovati di fronte ad un governo reticente, quello dell'Egitto, perché ha sempre ostacolato le indagini. A tutt'oggi questa vicenda appare ancora fumosa, quindi io comprendo la rabbia anche da parte dei familiari
ci fu anche, voglio riprendere da questo punto di vista, un evento qui in regione non più tardi di un anno fa, anzi era ottobre 2025, quando ci fu un meeting che noi stessi contestammo ad Aquileia, e questo proprio a sottolineare l'assurdità appunto di quelle che possono essere le situazioni che si possono verificare, la poca sensibilità che si può avere rispetto a questa vicenda anche nel nostro territorio. Quindi rimarco la necessità che si arrivi ad una verità giusta per Giulio Regeni e soprattutto per la sua famiglia, perché parliamo appunto di un giovane ricercatore che è andato in questo paese per studio e si è ritrovato ad essere ucciso e ad essere soprattutto ucciso in una situazione che ha dell'incredibile, perché ha subito delle torture indicibili. Ecco, l'ultima parte, leggo anche le parole dell'avvocata Ballerini che dice: il processo ovviamente andrà avanti, presto il verdetto. Colombo che parla invece di elezione di cittadinanza, il Fiumicello che, come ha detto il sindaco di Fiumicello, di Just, che come abbiamo sentito anche nel servizio, ha detto 10 anni non sono attesa, sono un ritardo. Ed Elisa, la cantante a sua volta presente, ha detto: non è una commemorazione ma un atto politico che ha il dovere morale di portare avanti il valore della speranza, e quindi si continua a non dimenticare. Abbiamo visto anche il coinvolgimento, la presenza di tantissimi giovani, per il quale Giulio Regeni è diventato un vero e proprio esempio in questi anni. Certo, anche perché sono tanti giovani che poi hanno una vocazione a fare esperienze di studio, di lavoro all'estero, anche in paesi in cui magari c'è un tasso di democrazia non tra i più elevati o con gli standard che tutti conosciamo, e quindi andare a fare esperienze deve essere una possibilità che deve essere concessa a tutti, ma anche la possibilità ovviamente di poter tornare a casa dopo aver fatto il proprio dovere e aver addirittura dato un contributo a questi paesi. Ecco perché Giulio Regeni è un simbolo, un riferimento per tanti ragazzi, proprio perché è uno come uno di loro, potrebbe essere chiunque, potrebbe essere il proprio vicino di casa, potrebbe essere il figlio di un amico, e quindi per questo Giulio Regeni è un'immagine, ed è per questo che le istituzioni devono continuare a insistere per arrivare a condannare i responsabili, anche perché l'Egitto comunque è tra i firmatari di questi diritti umani del divieto di tortura, e proprio la tortura è stata una delle accuse che viene rivolte a coloro i quali hanno barbaramente ucciso questo ragazzo, ed è per questo che l'Italia deve continuare a insistere, e lo stiamo facendo nonostante appunto non sempre ci sia massima collaborazione da parte dell'altra istituzione. Non posso non leggere, visto che in taglio alto, appunto le parole del segretario di Più Europa Riccardo Maggi, che dice: inaccettabile che il governo italiano, invece di unirsi a questa lotta facendo pressione su Al-Sisi, si compiaccia che l'Egitto sia considerato un paese sicuro. Chieda verità per Giulio. Chiaramente le posizioni sono diverse. Io credo che Riccardo Maggi mischi le mele con le pere. La questione dei paesi sicuri è perché stiamo parlando del fatto che il governo italiano abbia tutto il diritto di rispedire a casa i clandestini se arrivano da quel paese. Quel caso individuale di Giulio Regeni è un caso individuale, per il resto di sicuro l'Egitto è un paese sicuro, tanto che credo ci siano moltissimi turisti italiani e non solo che spesso vanno in vacanza o sul Mar Rosso o sul Nilo a vedere uno dei più grandi musei al mondo dedicato alla storia dell'Egitto. L'ultima ovviamente riflessione anche a lei, consigliera Capozzi, prima della pubblicità. Ma condivido parzialmente il discorso fatto dall'onorevole Loperfido, però non considero assolutamente l'Egitto un paese sicuro, perché se fosse stato sicuro quello che è accaduto a Giulio Regeni non si sarebbe verificato, e quindi Giulio Regeni rappresenta quello che è il percorso che tanti giovani intraprendono dopo nel proprio percorso di studi. Quindi questo percorso deve avvenire nella maniera più sicura possibile, ed è inaccettabile appunto che una persona nel suo percorso di studi perda la vita. Quindi da parte mia c'è un po' una presa di posizione, ecco, rispetto a questo governo che ha sempre messo in atto anche delle pratiche poco ortodosse, in particolare la tortura, e ripeto, se delle relazioni si devono intraprendere, però con le dovute distanze, perché
parliamo di un paese che anche dal punto di vista nella collaborazione delle indagini rispetto a questo caso è sempre stato piuttosto reticente, anzi all'inizio avevano anche cercato di offuscare, ecco, quella che era la realtà delle cose. Queste anche parole che vediamo nel titolo da parte di Paola Defendi, che ha un biglietto per l'Egitto, spero che lo stracci, perché era assunta la posizione poi chiaramente più articolata, spiegata all'interno di questa intervista, di questo articolo. Lei come le accoglie, consigliera? Ma appunto, ripeto, sono parole forti e le comprendo alla luce di quello che è accaduto, ma una posizione non tanto distante, l'ho detto anche in premessa, la sostenemmo noi quando qui in regione fu fatto il meeting a cui lei a Alexandria, ma questo proprio per la sensibilità che è venuta a mancare rispetto a quello che è accaduto proprio da parte di un cittadino della nostra regione. Ecco. Quindi alla stessa stregua comprendo, ecco, queste parole perché, ripeto, parliamo di un paese dove un nostro concittadino è morto e bisogna appunto prendere con le pinze qualunque azione appunto nei suoi confronti, insomma. Ritorno da lei un'ultima battuta, se desidera aggiungere qualcosa anche a queste Ovviamente parole della signora Defendi. È molto più che comprensibile ed effettivamente ogni singolo cittadino poi fa le sue scelte. È chiaro, non può essere in una posizione istituzionale quella di boicottare o vincolare. Certamente può essere una posizione personale di chi ha subito quel torto e poi spetta al singolo cittadino, come anche quando si va a fare la spesa, no? Si fanno delle considerazioni sul fatto che si vuole vedere magari da dove proviene il bene, da dove proviene la merce, per fare in modo se vengono tutelati i diritti dei lavoratori, i diritti civili. Ecco, quindi sicuramente comprensibile, poi un messaggio forte che ha avuto una certa visibilità e ognuno secondo coscienza poi si comporterà. Bene, pubblicità, ritorniamo tra poco anche per affrontare i diversi e complessissimi scenari internazionali, approfittando anche della sua presenza, lo perfido, visto che è membro della Commissione Difesa e Commissione Affari Esteri anche alla Camera dei Deputati. A tra poco. Ben ritrovati, prosegue il dibattito politico con i nostri ospiti Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d'Italia, e Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Allora, ripartiamo dall'attualità internazionale. Da dove ripartire tra le varie crisi internazionali? Seguo i titoli, seguo la stampa, il Messaggero Veneto, purtroppo riguardiamo i fatti di Minneapolis con il 37enne freddato mentre stava cercando di aiutare una donna, 10 colpi sparati dagli agenti federali dell'ICE. La verità sull'aggressione a Minneapolis in alcuni video, i racconti dei testimoni che dicono non ha mai avuto armi in pugno. L'amministrazione Trump tiene il punto affermando ostacolava le forze dell'ordine. 2 inviati della RAI sono stati fermati e minacciati dagli stessi uomini. Quindi in primo piano ancora l'uccisione ultima di Alex Pretti, definita da Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, una tragedia straziante. Dovrebbe, ha detto Obama, essere un campanello d'allarme per ogni americano. Gli Stati Uniti si guarda chiaramente anche rispetto ai rapporti tenuti dal governo italiano con l'amministrazione Trump. Ci sarebbe tanto da dire. Cosa se la sente di condividere come riflessione su quanto sta avvenendo e su questi rapporti con l'amministrazione Trump, deputato? Ma innanzitutto quanto letto adesso sulla stampa, ovvero l'episodio di Alex Pretti, è una tragedia, qualcosa che noi in Italia cerchiamo di assolutamente evitare con addestramento delle nostre forze dell'ordine che sanno ben gestire le situazioni in ogni caso in cui ci può essere un confronto con popolazione o manifestanti. Devo dire, guardi, ho visto, non che i livelli di tensione fossero gli stessi, però insomma qualche provocazione c'è stata e devo dire che in questo fine settimana proprio la polizia e le forze dell'ordine, alle quali vanno le mie congratulazioni, i miei complimenti, hanno gestito in modo egregio le provocazioni da parte di chi durante la pacifica, ovviamente
e festosa fiaccolata della fiaccola olimpica in tutta la nostra regione, c'era qualche provocatore che inneggiando ad altre situazioni internazionali continuava a infilarsi anche in modo provocatorio tra coloro i quali celebravano la fiaccola olimpica. Devo dire che la gestione da parte delle forze dell'ordine è stata egregia, molto responsabile e quindi sicuramente apprezzata. Questo è come dovrebbero essere gestite tutte le situazioni in cui ci sono manifestanti e manifestazioni contro anche quello che può essere l'istituzione o il governo. Certo, negli Stati Uniti la situazione è ben diversa, l'abbiamo visto, purtroppo c'è stata questa tragedia. Voglio soltanto ricordare che certi episodi molto gravi con vittime da parte delle forze dell'ordine, della polizia degli Stati Uniti d'America sono accadute anche durante la presidenza Biden e quindi non è il caso assolutamente di addossare a uno o all'altro, ma è un qualcosa che accade in quella porzione di territorio. Per quanto riguarda la situazione internazionale, l'Occidente è il nostro elemento principale di riferimento e quando si parla di Occidente si parla ovviamente di coloro i quali vogliono stare nei valori della libertà, della democrazia, dei diritti civili e quindi l'Unione Europea, l'Europa, gli Stati Uniti d'America, il Canada e altre nazioni che aderiscono peraltro anche alla NATO. Quindi i valori e i legami devono far sì che si proceda assieme e procedendo assieme si possono dire anche le cose come stanno, tant'è che il governo Meloni, per bocca della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per bocca del Ministro Crosetto, per bocca anche del Ministro Tajani, hanno assolutamente preso una ferma posizione contro le critiche fatte ai soldati NATO e in particolar modo anche a quelli italiani che secondo una critica fatta dal Presidente Trump non avrebbero fatto pienamente il loro dovere. Bene, noi abbiamo avuto oltre 50 vittime, più di 100 feriti, di coloro i quali sono partiti, grazie ovviamente al via libera da parte del governo italiano, per andare a essere a fianco del popolo degli Stati Uniti d'America quando vennero attaccati dopo l'11 settembre. E quindi da questo punto di vista è un'alleanza franca, schietta, in cui si possono dire le cose come stanno, andando d'accordo, ma si va d'accordo quando anche si dice che c'è qualcosa che non va. Questa cosa appunto non va bene, bisogna avere rispetto per il nostro esercito, per i nostri militari, per i nostri morti e per tutto quanto l'Italia continua a fare per l'Occidente. Ecco, tanti aspetti che ha tirato in causa. Allora, approfitto solo per scorrere anche i titoli del Gazzettino, in particolare l'omicidio di Minneapolis e guerra sull'inchiesta, Obama parla di allarme per gli Stati Uniti, prete ucciso con 10 colpi, le autorità federali e quelli di Minnesota si contendono dunque le indagini, il governatore mobilita la Guardia Nazionale e i democratici non voteranno i fondi per l'AIS e poi a seguire, a proposito della presa di posizione del governo italiano sulle parole rispetto anche ai soldati, considerate in caso anche i soldati italiani, insomma Trump rispetta i nostri caduti, il governo sentirà le famiglie, Tajani che dice puntiamo i piedi per i soldati italiani morti combattendo in Afghanistan, Crosetto solidarizza con i parenti dei militari, Meloni frena sullo scontro con gli Stati Uniti e poi in merito a quanto avvenuto nel territorio anche sabato, lei si riferiva appunto anche alla presenza dei manifestanti pro-PAL, inseguono la fiamma della pace, questo è avvenuto nel Pordenonese, abbiamo visto comunque la mobilitazione anche a Udine, ieri scusate, domenica e sabato a Udine, abbiamo visto la presenza e questa mobilitazione anche dei pro-PAL. Mi guardi la foto in alto a destra, se riesci a fare lo zoom, mentre c'erano le istituzioni che appunto stavano facendo le foto, c'è stato quel soggetto che è arrivato lì in modo anche provocatorio ad inserirsi. Lei rappresenta appunto ieri con l'arrivo anche dell'Ofiaccola olimpica, Teodofori accolti dalle bandiere palestinesi, il comitato è stata una protesta spontanea, schieramento di forze dell'ordine per evitare disordini lungo il tragitto. Questo appunto ieri a Pordenone, sabato abbiamo documentato che un'apposita diretta all'arrivo dei Teodofori anche per il centro cittadino di Udine. Allora, da dove ripartiamo? Da quest'ultimo aspetto, innanzitutto, consigliera Capozzi? Non so se lei era Va bene. e poi riprendiamo anche i rapporti con l'amministrazione statunitense, le parole di Trump rispetto anche ai nostri soldati. Prego. Allora, rispetto alla fiamma olimpica,
a me ha entusiasmato, ecco, anche perché storicamente le Olimpiadi devono portare appunto pace tra i popoli ed è questo proprio il simbolo della fiamma. Però dobbiamo anche contestualizzare le Olimpiadi in un momento storico in cui a livello internazionale ci sono delle situazioni complesse e quindi ritengo legittime anche proteste rispetto a questo, perché questa è la nostra democrazia, deve essere legittimo poter esprimere il proprio dissenso, ovviamente in maniera pacifica e rispettosa, ecco, non con aggressioni o altro, perché queste situazioni da noi sono fermamente condannate. Parliamo appunto di una delle tante competizioni sportive dove avvengono anche delle situazioni abbastanza tipiche, perché questo è avvenuto anche per quanto riguarda la qualificazione ai mondiali, dove c'era stata una contestazione forte, dove noi stessi ci eravamo schierati da questo punto di vista, perché assistiamo ad uno sport che purtroppo normalizza anche delle situazioni che non dovrebbero esserlo, perché se è vero da una parte che lo sport dovrebbe unire, è anche vero che in questo momento lo sport si sta facendo portatore di 2 pesi e 2 misure, perché sappiamo benissimo che in queste competizioni partecipano paesi che si sono fatti autori di crimini e paesi invece esclusi per altre considerazioni, come ad esempio gli atleti bielorussi o russi, che possono partecipare, credo, anche a queste Olimpiadi soltanto come atleti neutrali, quindi senza poter fare riferimento alla propria nazionalità, mentre invece ad un paese quale Israele, che da parte nostra di sicuro non è un paese che si è fatto promotore dei diritti umani, viene permesso appunto di partecipare. Quindi anche da questo punto di vista io comprendo quelle che possono essere le esternazioni a cui abbiamo assistito. Facendo invece un passo indietro rispetto al presidente Trump, ci troviamo di fronte a un folle che a seconda del giorno fa una delle sue uscite del tutto deprecabili, ma anche rispetto alla gestione di quella che è la situazione di Minneapolis sono piuttosto critica, perché un governo, ecco, che dovrebbe essere quanto più neutrale e corretto possibile, non si dovrebbe spendere per difendere delle situazioni, e qui mi ritrovo anche con le parole dell'ex presidente Obama, situazioni che dovrebbero essere accertate e che vengono infatti contraddette poi dai video che circolano anche su internet. Ci troviamo di fronte ad una polizia repressiva che sta mettendo in campo anche delle situazioni fuori dalle righe, e quindi piuttosto che assistere ad un presidente che difende a spada tratta appunto l'intervento di questi agenti, mi aspetterei più un presidente prudente che dica di arrivare a delle considerazioni dopo delle indagini serie. Per quanto riguarda lo scenario invece internazionale, anche qui ci troviamo di fronte ad un presidente che fa delle uscite improprie e come Movimento 5 Stelle infatti abbiamo anche contestato l'intervento a nostro avviso tardivo della presidente Meloni, perdonatemi, che appunto difende in maniera tardiva i nostri soldati. Parliamo infatti dei nostri uomini che vanno lì a ripristinare l'ordine in situazioni complesse, dove tanti dei nostri soldati hanno perso la vita, tanti sono i caduti, quindi si tratta di un'affermazione certamente infelice da parte della nostra Presidente. Mi sarei aspettata una reazione più immediata, ecco, piuttosto che, come spesso è accaduto, tardiva, ma questo è avvenuto anche per quanto riguarda la condanna nei confronti di quello che accadeva nella striscia di Gaza. Assistevamo alle dichiarazioni anche di altri premier che in maniera piuttosto trasversale condannavano quello che stava accadendo. Noi abbiamo dovuto aspettare appunto che si arrivasse quasi alla fine per vedere espressa una posizione chiara anche da parte della nostra rappresentante al governo. Lo perfido, ricordiamo un attimino anche il presidente Trump in un'intervista a Fox News rispetto ai militari della NATO, ha detto: noi non abbiamo mai avuto e mai chiesto niente alla NATO, comunque
non gli abbiamo neanche chiesto niente, dissero che avrebbero mandato dei militari in Afghanistan, l'hanno fatto, ma sono rimasti un po' indietro e un po' lontano dal fronte. Sono queste le parole precise che ha scatenato ovviamente la reazione italiana, ma non solo, ma sulla tempistica italiana ci sono state delle critiche. Su questo come desidera replicare? Ma io credo che nel momento in cui si esprime il Presidente del Consiglio, il Ministro della Difesa, il Ministro degli Esteri, e si esprime in modo fermo, netto, chi dice che è stata una reazione tardiva probabilmente perché non ha nient'altro da dire. Come non c'è nient'altro da dire rispetto al fatto che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal momento in cui è scattata il post del 7 ottobre, dopo quel barbaro massacro fatto dai terroristi di Hamas, l'Italia è stata sì dalla parte del diritto di Israele di esistere, ma è sempre stata anche dalla parte della politica di due popoli e due stati. C'è chi invece è rimasto soltanto dalla parte palestinese, stando coi pro-Pal, affiancandosi anche con coloro i quali oggi sono accusati di fiancheggiare i terroristi di Hamas. Mi riferisco al Movimento 5 Stelle e la parte più estrema della sinistra. Quindi ora sentir dire che la reazione da parte del governo di centrodestra guidato dal Presidente del Consiglio Meloni è tardiva è, come dire, un po' la volpe e l'uva, possibilità di cercare una scusa plausibile per avere una visibilità quando l'Italia è stata protagonista di questa trattativa che ha portato oggi ad una tregua. Finalmente si può avere una prospettiva di pace nel Medio Oriente, e questo dovrebbe essere soltanto un motivo di vanto per il nostro Paese, che è riuscito a tenere la barra dritta nel momento in cui è stato l'unico Paese a mandare una nave militare per aiutare le vittime civili da parte degli attacchi israeliani, ma nel contempo ha anche intavolato le trattative per fare in modo che, grazie anche al presidente Trump, si arrivasse a quella tregua che oggi finalmente c'è. Prego, consigliera Capozzi, la vedevo insomma fare dei gesti con la testa, ecco. Sì, non condivido ovviamente la posizione espressa dall'onorevole Loperfido, e questo non per visibilità o per altro, ma i fatti tradiscono le parole che ha espresso, perché ci siamo trovati di fronte ad una situazione che ha avuto dell'incredibile, che ha subito condanne anche da organi indipendenti che non hanno nulla a che vedere con la parte politica, che hanno dimostrato che lì è stato commesso un genocidio, e la Presidente Meloni è intervenuta soltanto dopo che c'è stata una mobilitazione collettiva, perché ad un certo punto i nostri cittadini non ce l'hanno fatta più a vedere, ad assistere a questo silenzio di fronte a quello che stava accadendo, e dopo appunto che c'è stata una mobilitazione anche internazionale con l'azione della flottiglia, si è avuta appunto una spinta e un'evoluzione appunto delle cose. Quindi non ritengo, ecco, che la Presidente Meloni possa intestarsi l'evoluzione appunto di queste cose in senso positivo, perché da parte mia ho visto soltanto un silenzio rispetto ad una situazione che era vergognosa, ecco. Andiamo a leggere, è chiaro che le posizioni qua resteranno distanti. Per rispetto alla trasmissione non commento. Però andiamo a leggere questo paragrafo sul Gazzettino, in questo articolo di Francesco Becchis, sul dossier di Fratelli d'Italia. A Bruxelles, leggiamo, la Premier si cucita addosso un ruolo mediano tra le due sponde dell'Atlantico. All'ultimo Consiglio europeo ha frenato gli slanci di Macron e di chi propone di rispondere per le rime al bullismo del presidente statunitense. Spera così di ridisegnare le geometrie europee. Sulla strategia di dialogo transatlantico con Trump, si legge in questo dossier riservato inviato ai parlamentari nel weekend, Roma e Berlino hanno mostrato un allineamento che invece è mancato con Parigi. Ecco, si è guardato anche negli ultimi giorni a questo allineamento con appunto Berlino, con la Germania, deputato Loperfido. Ma guardi, in questo caso si deve vedere un po' dall'alto qual è la situazione. L'Italia è l'unico governo stabile e tra i più longevi d'Europa, e quindi è il riferimento degli interlocutori sui tavoli internazionali. A livello europeo, se ci fosse un tavolo non come questo, ma fosse rettangolare, l'Italia siederebbe a capotavola, e lo fa perché proprio grazie a questa stabilità, questa credibilità, questa autorevolezza che nel corso dei mesi, nel corso degli anni, grazie alla politica lineare da parte del governo Meloni, l'Italia oggi è tornata ad essere protagonista. Grazie a questo protagonismo, la Germania, che sta
come dire, cercando di uscire da una crisi economica che ovviamente si ripercuote su tutta l'Europa, ha bisogno di riacquisire quell'autorevolezza che le era storicamente riconosciuta, e lo fa dialogando con l'Italia per fare in modo che ci sia un patto economico di rilancio, per fare in modo che vengano riconvertite le aziende dell'automotive, per fare in modo che si investa in tecnologia e anche in difesa. E per questo c'è questo dialogo. La Francia invece ha un governo completamente instabile, visto che ne hanno cambiati 3 nel giro di 12 mesi, un presidente che è in crisi politica e quindi ha bisogno di alzare i toni dello scontro per cercare di far vedere di essere ancora autorevole, cosa che invece non accade, al punto tale che è stato costretto a cavalcare la battaglia del Mercosur per fare in modo di provare ad avere quei voti necessari per mantenere in piedi. Lei la ritiene come una principale fattore di visibilità? Assolutamente sì, ed è lo stesso motivo per cui cerca di avere una visibilità basata su, non dico lo scontro, ma quantomeno una rissa con l'interlocutore più grande, questo per far vedere ai francesi che lui è ancora il presidente dei francesi. Però questo non è un bene per l'Europa, non è un bene per l'Europa che la Francia dica andiamo con i militari in Ucraina, perché questo sarebbe deleterio per l'Europa, sarebbe deleterio per gli ucraini stessi, come quando la Francia ha iniziato a bombardare la Libia causando problemi soprattutto a noi italiani. Ecco, quindi la fermezza, la linearità, la concretezza, il pragmatismo italiano che si siede al tavolo con la Germania per far rilanciare l'economia europea è la linea maestra da seguire. Consigliera Capozzi. Ma io l'unica cosa che mi sento di dire è che l'autorevolezza di questo governo però non deve essere scambiata poi per un consenso pedissequo nei confronti di un presidente che anche io ritengo si stia comportando come un bullo, e ribadisco, a seconda di come si alza ci troviamo di fronte a delle dichiarazioni del tutto deprecabili, perché prima erano i dazi, poi è qualche altra cosa, poi è la Groenlandia e le minacce che seguono rispetto a chi non asseconderà appunto questo passaggio con l'aumento di dazi. Quindi comprendo quelle che sono appunto la risposta da parte di Macron, di cui appunto condivido anche la linea. Però ritengo che in questo momento l'Europa debba assumere una posizione compatta proprio per apparire forte e per dimostrare anche a Trump che non può fare quello che gli pare o alterare gli equilibri a seconda appunto di come si alza la mattina. A proposito di questo, c'è proprio un approfondimento oggi sul Messaggero Veneto, vediamo questo titolo: dazi, post sui social e borse in altalena, i sabati di Trump che agitano il mondo, 11 weekend di annunci tra misure economiche e raid che hanno creato il caos finanziario, i dubbi sulla tempistica della strategia comunicativa tra scelte sciocche e successive retromarce, questa tattica che crea bolle sui mercati che bruciano e rigenerano miliardi. Si riflette molto, no? Su tempistiche, scelte, annunci, retromarce che comunque hanno anche delle forti conseguenze in ambito economico. I sospetti, leggiamo che dietro gli interventi si nasconda dunque una regia speculativa. E a proposito di questa situazione anche nei rapporti, negli annunci da parte degli Stati Uniti, riprendo ancora, prima di lasciarvi un'ultima parola anche su questo aspetto, una pagina del Gazzettino dove si parla dell'Europa che punta sull'India. Le due economie valgono un quarto del PIL globale. Dopo il Mercosur, domani il via libera all'accordo commerciale atteso da 20 anni, Max Italia e i dazi sulle auto, vantaggi anche per gli esportatori agricoli come l'Italia. Comunque, strategia di Trump, strategia, non strategia, fino a che punto è strategia o no, e questo rimane il grande anche quesito. Comunque non può darci lei la risposta, insomma, ma ci può dare la sua valutazione personale e interpretazione. Il presidente Trump ha vinto le elezioni con il messaggio di voler dare una nuova speranza all'economia statunitense, soprattutto nel settore manifatturiero, per fare in modo che gli Stati Uniti tornassero finalmente grandi. Quello è il motto che ha seguito e con il quale ha vinto la campagna elettorale. E questo riguarda la politica interna degli Stati Uniti d'America e ci può riguardare ovviamente marginalmente, o ci può anche coinvolgere. In tutto questo, da parte nostra, noi non dobbiamo vedere quello che fanno gli altri,
ma dobbiamo decidere qual è la nostra linea. Allora, se si pone un paese che inizia a porre dei dazi, giusto o sbagliato che sia, non è questo il tavolo per discuterlo, noi dobbiamo prendere atto della realtà e dobbiamo cercare di definire una strategia. Ecco allora che il governo Meloni, grazie a quelle interlocuzioni che continuano ad esserci con la diplomazia che viene fatta costantemente, anche con la diplomazia parlamentare, del quale il sottoscritto insieme a tanti altri colleghi continuano quotidianamente a fare per intrattenere rapporti, fanno sì che ci possano essere delle altre opportunità. La questione del Mercosur: sono 700 milioni di potenziali nuovi utenti consumatori che finalmente potranno acquistare i prodotti che arrivano dagli agricoltori italiani ed europei senza essere gravati da dazi. Ecco quindi che per i nostri produttori di vino, per i nostri produttori del settore, dei principali settori dell'agricoltura, ci potrà essere la possibilità di esportare e far vedere che il Made in Italy è in grado di attecchire anche in quei paesi, ma soprattutto anche l'India, un paese tra i pochi al mondo con un'economia galoppante, crescente, e che grazie alle interlocuzioni che vengono fatte a livello politico, a livello governativo, a livello anche di associazioni industriali, quindi rapporti commerciali, possono essere un beneficio rispetto a magari quella mancanza di utenti, di clienti che arrivano da un paese che magari mette dei dazi. Ecco, questa è l'intelligenza di un governo che guarda al futuro e che può farlo, perché non era come prima che un governo durava 6 mesi, 8 mesi, doveva per forza dare una risposta all'elettorato nel giro di breve. No, noi stiamo disegnando le linee di un'Italia futura che grazie anche al piano Mattei è in grado di poter sviluppare una cooperazione con i paesi africani dove ci sono le risorse, le materie prime, in cambio magari di saperle utilizzare bene per sviluppare il proprio paese, cooperare con il nostro e fare in modo che ci possa essere una mutua crescita. Ecco, queste sono le linee direttrici della politica estera del governo Meloni. Quindi piano Mattei con l'Africa e sviluppare accordi commerciali per eliminare i dazi per le nostre merci che possono essere venduti in quei mercati. E in questo guardate che il Friuli Venezia Giulia può avere delle opportunità incredibili, perché l'asse si sta spostando verso est e allora il Friuli Venezia Giulia, che è la regione che guarda i Balcani, e il governo Meloni sta spingendo molto per fare in modo che i Balcani entrano quanto prima all'interno dell'Unione Europea, il corridoio AIMEC che appunto ci porterà lungo l'Adriatico, Medio Oriente fino all'India, potranno esserci dei benefici per le nostre aziende che dobbiamo essere nelle condizioni di poter cogliere. Subito garantisco la replica alla consigliera Capozzi. Ma la questione dei dazi ha creato dei problemi anche nella nostra regione, questo lo sappiamo benissimo. Le nostre imprese infatti da questo punto di vista vanno sicuramente accompagnate e abbiamo sempre guardato anche ad altri mercati, tant'è che come Movimento 5 Stelle avevamo intrapreso anche la via appunto i rapporti con la Cina. Rapporti che poi sono stati affondati dal governo Meloni. Ora si parla di rivolgersi ad un mercato diverso, ovvero all'India. Ritengo che questo comunque debbano essere sicuramente delle strade che vadano percorse, ma questo perché gli equilibri economici possono cambiare e non si può essere legati soltanto ad un mercato, ma appunto si deve avere anche delle alternative. Allora, lasciamo spazio anche a chi ci sta telefonando, vedo che abbiamo appunto una chiamata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Claudio da Trieste, un saluto a lei, sempre splendida, a lei la sempre gentilissima gentile, redazione. buona giornata a lei, fa piacere sentire sempre questa cordialità. Prego, è molto attento lei agli scenari internazionali, giusto signor Claudio? E anche gentili ospiti, no? Allora, io praticamente non volevo intervenire, però personalmente l'ospite che parlava della bontà di questo governo mi ha trascinato per i capelli. Perché? Allora, cerchiamo un po' fare la panoramica italiana. Piano Mattei. Allora, quello che non si dice del piano Mattei, ad esempio, che l'Italia paga, dà di finanziamenti alla Tunisia, ad esempio, ma anche negli altri stati coinvolti, per aiutare la popolazione ad aprire attività ed a prendersi noi in carico di tutto il surplus della popolazione che è in eccesso, no? Mentre da noi in Italia, visto che è una grande statistica che noi abbiamo in questo che si governa,
mentre da noi in Italia queste sono fonte, dico anche le fonti, dell'onorevole Serri, che si è preso la briga di approfondire questo tema. Abbiamo in Italia, nella popolazione attiva, cioè quella che lavora, abbiamo 12 milioni di italiani, ripeto 12 milioni di italiani, che quotidianamente prendono psicofarmaci. Questo è un dato del fatto. Abbiamo 5 milioni di italiani che quotidianamente prendono droghe. Abbiamo 4 milioni e 800 mila italiani che quotidianamente si dedicano all'alcol. Abbiamo negli ultimi 10 anni, abbiamo chiuso circa, se non sbaglio vado a memoria, oltre 500.000 attività italiane, italianissime, e altrettante nell'agricoltura. Se poi andiamo a vedere tutta sta grande Europa che fa bene alla salute, guardi, non dobbiamo parlare altro, basta che ogni telespettatore di Tele4 apra il suo portafoglio, vada in banca e veda un po' come è il suo stato finanziario. Questo è grazie Europa. L'Europa in generale è morta, è sepolta, sta diventando una dittatura, peggio che la Cina, e non è che lo dico per una questione di antipatia, lo dico i dati. La Cina ad esempio ha un sistema democratico, parole democratico, completamente differente dal nostro, ed è condotta da 15 persone, da 15 ministeri. L'Europa, più piccola della Cina, da 12. Senza contare, e dopo chiudo. Chiara la sua posizione anche critica rispetto all'Unione Europea. Noi che parlano stupidaggini, ci mettono delle fanfaronate enormi, perché alla fine qua a Trieste abbiamo il 39% della popolazione in stato di povertà, e questa qua se ne va in giro a dare soldi agli altri paesi per promuovere attività in quei posti là, ma mi faccia ridere. Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei Claudio, facciamo così, devo assolutamente mandare la pubblicità, sono già in lieve ritardo, pausa e poi garantirò la replica al nostro amico telespettatore da parte dei nostri ospiti. A tra poco. Ritrovati, ultima parte di Sveglia Friuli, abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione i nostri ospiti, Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d'Italia, Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Allora ripartiamo con la replica all'amico telespettatore critico sull'Unione Europea, riparto da lei Loperfido. Sull'Unione Europea io credo che il nostro partito, magari per alcuni versi sbagliando, è stato tacciato come essere anti-europeista. Non è così, noi siamo molto europeisti, crediamo che l'Europa possa essere la soluzione alle sfide internazionali che viviamo, ma deve cambiare pelle. E appunto per questo noi criticavamo l'Europa, quella delle finanze, l'Europa che parlava soltanto di tassi di interesse o di prestiti e non faceva attività politica, non faceva politica estera, non faceva politica di difesa, perché soltanto un'Europa che ha una politica estera, una politica di difesa può fare politiche di strategia e di sviluppo economico. Ecco allora che da quando c'è il governo Meloni anche su certe partite l'Unione Europea ha cambiato un po' pelle, ha iniziato a vedere che anche sull'immigrazione non è una questione dei singoli stati nazionali, ma una questione di tutti quanti gli stati assieme, perché se uno entra in modo clandestino a Lampedusa o a Trieste entra in Europa, e allora lì abbiamo convinto l'Europa che si deve fare anche delle politiche di immigrazione. Venendo sul punto della domanda per quanto riguarda il piano Mattei. Il piano Mattei consente innanzitutto una cosa, il diritto dei cittadini africani a non essere costretti a emigrare, ad avere un'opportunità per poter rimanere nel proprio paese, come credo vorrebbero fare tutti coloro i quali nascono nella propria terra. Allora nel momento in cui si sviluppa un accordo di mutuo aiuto e mutua collaborazione con questi paesi europei, si garantisce la possibilità di crescere, svilupparsi, stabilizzare anche il proprio paese grazie ad una crescita economica stando lì e poterlo fare garantendo anche magari con questa cooperazione con il nostro paese una crescita anche della nostra economia. E lo abbiamo dimostrato proprio dal Friuli Venezia Giulia con Confindustria Alto Adriatico, dove grazie all'innovazione voluta dal presidente Michelangelo Agrusti, in Ghana si è aperta la prima scuola che è stata all'avanguardia del piano Mattei, dove
con le competenze italiane, grazie alla collaborazione ovviamente dei rispettivi governi e anche dei salesiani, si è aperta una scuola di formazione per fare in modo che ci potessero essere persone formate che parlassero lingua italiana e pronti a venire a lavorare per le nostre aziende, ma poter essere anche nelle condizioni di poter magari stabilirsi economicamente nel loro paese. Ma questo apre la via ad una cooperazione che può essere soltanto di mutuo aiuto. Certo, non arrivano dall'oggi al domani i benefici di questa cosa, ma stiamo lavorando per costruire un futuro di stabilità nell'area del Mediterraneo grazie a questo piano Mattei. E questo può portare dei benefici economici al nostro paese che possono tradursi anche in maggiori entrate fiscali che possiamo destinare alla spesa della sanità e alla spesa del sociale. Consigliera Capozzi. Ma il piano Mattei io lo trovo condivisibile e un piano che persegue due fini importanti, quello della solidarietà, ovvero fare formazione in paesi e cercare di trattenere quelle persone nei propri territori e dall'altro invece anche creare persone formate da importare appunto da noi, e lo dico con assoluto senso appunto di neutralità, perché ci troviamo di fronte ad un territorio dove abbiamo una carenza sostanziale di personale formato, tant'è che è stato menzionato anche dall'onorevole Loperfido quella che è la soluzione intrapresa da Confindustria Alto Adriatico, ovvero di formare del personale qualificato in Ghana. E quindi ma parallelamente ritengo anche, ma questo l'abbiamo fatto anche durante l'ultima manovra di bilancio, che si debba perseguire la strada della formazione anche nei nostri territori, perché abbiamo tante persone che purtroppo non riescono a formarsi o comunque a fare formazione, e quindi investire parallelamente anche nei nostri territori, ecco. Bene, allora abbiamo ancora qualche minuto prima di lasciarvi andare, perché ci sarebbero tanti temi, ma ovviamente vorrei riaffrontare con voi il discorso reintroduzione delle province. Abbiamo visto l'ultimo via libera ottenuto in Parlamento, dal Senato, adesso la palla ritorna in Consiglio regionale per tutti gli aspetti legati alle competenze, al voto, però insomma si è parlato molto anche alla proposta rilanciata dal consigliere Maurmeier di un'apertura, diciamo così, eventuali comuni veneti interessati a far parte di un territorio provinciale, ecco, del Friuli Venezia Giulia. Voglia di Friuli, stop del Veneto, leggiamo sul Gazzettino, il caso dei comuni veneti secessionisti, tra virgolette, che vogliono passare nella regione vicina. L'assessore Zecchinato ha detto: incontrerò i sindaci, andrò io da loro, risponderemo alle loro istanze. Quindi da Cintocamaggiore a San Michele al Tagliamento, in ciascuno dei comuni della provincia di Venezia a rischio secessioni verso il Friuli Venezia Giulia, l'assessore regionale veneto Marco Zecchinato andrà a incontrare i rappresentanti istituzionali, e lo stesso farà nel Bellunese e nel Vicentino, dove sono latenti i desideri di passare con Bolzano o Trento. Insomma, questa anche proposta di Maurmeier che ha sollevato qualche polemica e anche preoccupazione. Riparto da lei, Loperfido. Guardi, per onestà intellettuale dico che la proposta di Maurmeier è stata condivisa con il sottoscritto, quindi è una proposta che ci vede affiancati rispetto al fatto che è evidente che nel momento in cui, ascoltando il territorio e anche gli amministratori, e vedendo che l'abolizione delle province, anche perché tenete conto che il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione in Italia in cui non esiste più neanche l'ente provincia come ente di secondo grado, ha causato dei problemi, li ha causati nella latenza delle risposte rapide alle esigenze dei cittadini e del territorio. Ecco allora che con la riforma fatta in Parlamento, doppio passaggio Camera e Senato, tra l'altro fatta da una gran parte, la maggioranza dei partiti a livello nazionale, quindi vuol dire che tanti parlamentari non del Friuli Venezia Giulia hanno condiviso questa cosa, proprio perché grazie alla loro esperienza amministrativa hanno percepito che la provincia è un ente importante, soprattutto per i piccoli comuni, quelli che magari hanno difficoltà ad avere il personale per poter progettare e reperire le risorse e realizzare delle opere necessarie per il territorio, la parte stradale, la parte degli istituti scolastici, la parte della promozione del territorio, che è un elemento fondamentale per la nostra regione. Bene,
l'ente provincia è ripristinata, ora sarà la regione a definire criteri, competenze e anche risorse per il personale, e subito ci sono stati alcuni comuni che sono confinanti con il nostro territorio che hanno evidenziato la volontà di avvicinarsi alla nostra specialità, perché vuol dire che la specialità in Regione Friuli-Venezia Giulia è stata gestita bene, ha una ricaduta positiva sulle amministrazioni comunali, ed è per questo che il comune di Cinto Camaggiore, che peraltro ha già votato il referendum con la volontà di poter aderire al Friuli-Venezia Giulia, dice adesso acceleriamo. Se la Regione Veneto oggi reagisce rispondendo che andrà ad incontrare queste amministrazioni, allora vuol dire che abbiamo già avuto un risultato positivo, perché vuol dire che la politica sta cercando di dare una risposta a queste esigenze innegabili che i territori di confine hanno, perché è chiaro che rispetto ad una regione come il Friuli-Venezia Giulia, che usa la specialità per dare più risorse alle amministrazioni comunali, rispondere in modo rapido alle esigenze, e ha ripristinato le province facendo in modo di poter essere ancora più vicini ai cittadini e alle istituzioni, allora vuol dire che questa provocazione anche nei confronti delle altre regioni ha avuto un valore positivo. Vengo da lei per l'ultima ovviamente considerazione, consigliera Capozzi, ma rilanciandole ovviamente anche il titolo su questo del Messaggero Veneto. Ecco, il tempo di aprirlo assieme, eccolo qui. No, chiedo scusa, era sull'edizione pordenonese, avevo visto, eccolo qui. Il dibattito, dunque, voglia di specialità nei comuni veneti al confine col Friuli, ma ormai era la regione, ascoltiamo i sindaci friulanofoni. Per Pordenone si riaffaccia la chance di guardare a Bibbione, al vaglio forme stabili di cooperazione su servizi, scuola, sanità e turismo. Sottolinea anche il Messaggero Veneto. Come guarda lei a questa proposta e a questi sviluppi? Ma io ho trovato piuttosto fantasiosa questa proposta di espansionistica del collega Maurmair, e piuttosto che pensare appunto ad annettere ulteriori territori, concentrerei il nostro sguardo su rafforzare quelli che sono invece i nostri. Ora verranno introdotte le province, è un organismo che come Movimento 5 Stelle abbiamo contestato, lo abbiamo fatto unitamente alla maggioranza che oggi invece si dice favorevole. Quella volta, come noi riteneva improprio questo ente intermedio, soprattutto proporzionato alla popolazione della nostra regione. Parliamo di 1.200.000 abitanti e 200.000 abitanti, e quindi questa è la prima contraddizione che emerge, e lo abbiamo detto, si tratta di un organismo che non serve al nostro territorio, un organismo per il quale non sono state determinate le funzioni. È stato creato prima il contenitore, ancora prima appunto di capire che cosa dovranno fare, come dovranno essere finanziate, costituendo un ulteriore aggravio per il bilancio regionale. E quindi non voglio essere tra virgolette fraintesa, ma per noi si risolvono in un moltiplicatore soltanto di cariche che non avranno alcun beneficio per i nostri cittadini. Ecco. Voleva aggiungere un aspetto, Lo Perfido? Rapidissimamente è stato creato il contenitore da parte del Parlamento, perché è così che funziona il sistema costituzionale italiano, istituzionale italiano, rotto con la regione. Voglio ricordare alla consigliera regionale del Partito dei 5 Stelle, del Movimento dei 5 Stelle, come ho ribadito anche alla Camera dei Deputati durante il mio intervento, Presidente Alessandra Todd del Movimento 5 Stelle insieme al Partito Democratico, che governano la Sardegna come centro-sinistra, hanno chiesto di ripristinare le province come ha chiesto il Friuli-Venezia Giulia. Evidentemente è un asse diverso, un meridiano diverso, hanno proposte diverse all'interno del contesto nazionale. Quindi se in Sardegna sono utili, non si capisce perché invece in Friuli-Venezia Giulia dovrebbero essere inutili. Ultima replica che garantisco chiaramente. Ma io replico perché parliamo di un territorio dove abbiamo una demografia molto diversa, io l'ho sottolineato, anche il rapporto è diverso, e quindi io calo questa considerazione rispetto al nostro territorio, e questo nostro territorio, questo ente è del tutto inutile.
Comunque i fatti poi lo dimostreranno, ma ribadisco, questa contrarietà era stata espressa anche quando fu abolita all'unanimità con il parere favorevole anche di chi oggi si dice invece favorevole al loro ripristino. Grazie allora alla consigliera Capozzi.